Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Iniziamo con la cronaca. Bloccato prima di volare per il Veneto, trovato in possesso di circa 230 grammi di cocaina mentre stava per imbarcarsi su un aereo per Venezia. Un 19enne residente a Catania è stato denunciato in stato di arresto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania. E Fernando Scalici, 65 anni, il sub palermitano morto ieri durante un'immersione nelle acque di Bonagia, frazione di balneare di Valderice nel Trapanese. La vittima si trovava a un miglio dal porto, a circa 36 metri di profondità, quando ha accusato un malore. Insieme a lui c'erano altri sub che hanno lanciato l'allarme e riportato il collega in superficie. Emergenza rifiuti a Mascali, in provincia di Catania. Sono decine i cumuli di rifiuti sparsi in diverse zone del comune, dal centro alle periferie. Una situazione che ormai sembra essere sfuggita dal controllo, soprattutto nelle frazioni balneari come Fondachello e Sant'Anna, ma anche collinari come Nunziata. A preoccupare sono inoltre gli incendi alle max discariche a cielo aperto. Adesso la politica. Ho deciso di optare per il seggio da parlamentare alla Camera e di rinunciare quindi alla carica di deputato regionale. Lo ha anticipato il segretario regionale del Partito Democratico Sicilia, Anthony Barbagallo. A Montecitorio ricopre il ruolo di capogruppo in Commissione Trasporti. Al suo posto all'Assemblea regionale siciliana subentra Ersilia Saverino. E con questa notizia per adesso è tutto. Grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.